Un bambino di una scuola paritaria costa circa 3.000 euro, un bambino di una scuola statale costa 6.000 euro, quindi abbiamo sempre speso poco. La Regione ha dato dei finanziamenti, i comuni hanno messo la loro parte, però oggi i comuni non hanno più soldi, la Regione è in difficoltà e lo Stato non riesce a capire questo problema. Le scuole materne paritarie sono a rischio chiusura. Questa è la denuncia di ANCI Veneto. Tante sono gestite da parrocchie e ormai sono attive da anni e ad oggi i comuni faticano a contribuire al mantenimento. Ma questo è solo uno dei nodi che coinvolge il settore scolastico. I comuni aspettano l'arrivo dei finanziamenti sbloccati dal governo Renzi, fermi dal 2008 per il patto di stabilità. Accanto ai fondi per rendere le scuole più sicure c'è una nicchia di spesa chiamata scuole belle, per interventi di piccola manutenzione come la pittura delle pareti. Quei fondi serviranno per fare piccoli interventi di manutenzione, per dare la pittura alle pareti, per fare insomma quei piccoli interventi che rendono le nostre scuole più belle perché siano più belle per i nostri ragazzi. In arrivo anche altri finanziamenti per il 2015 e il 2016. Riceveranno i fondi Scuole Sicure e Scuole Belle i comuni di Albignasego, Cadoneghe, Cittadella, Monselice e non solo. L'elenco completo è visibile sul sito istruzione.it. Il MIUR verserà gli importi direttamente alle scuole. Saranno poi dirigenti scolastici a ordinare i lavori attraverso gli appalti. È un segnale di occuparsi di un comparto molto importante, che è quello dell'istruzione.